Nuovo portale turistico per promuovere il Veneto in vista dell'imminente Expo di Milano. A Palazzo Balbi questa mattina l'assessore Marino Finozzi ha presentato il nuovo sito internet che cambia nome da veneto.to a veneto.eu e soprattutto offre agli operatori turistici più informazioni sui visitatori in arrivo. Abbiamo deciso di aprire uno spazio dedicato agli operatori. Questo spazio avrà più funzioni. Prima di tutto dare delle informazioni mirate per gli operatori, quali sono le novità da un punto di vista normativo, quali sono le opportunità da un punto di vista finanziario, se ci sono agevolazioni, se ci sono anche opportunità per partecipare a attività di promozione che la Regione organizza. Gli operatori inoltre hanno la possibilità di inserire all'interno del portale la loro struttura, consentendo così al sito di creare una sorta di mappa virtuale che a seconda della posizione del visitatore lo condurrà nel luogo desiderato a lui più vicino. Secondo aspetto è quello che attraverso questo spazio privato, spazio dedicato ai operatori, loro potranno inserire la propria struttura che andrà a costruire una mappa importante, un database molto importante dove il turista che entrerà nella parte pubblica potrà ricercare la struttura ricettivo anche di ristorazione più vicina alla località dove intende trascorrere delle vacanze. Con l'inserimento dei dati e informazioni riguardanti gli afflussi sarà quindi possibile fare delle previsioni riguardanti i turisti in arrivo nelle varie località venete, in modo da permettere agli albergatori e a tutti i diversi operatori del settore di prepararsi in anticipo per quali e quanti visitatori riceveranno. Si parla tanto che l'industria del turismo è un'industria vera e propria, infatti l'indotto del fatturato parliamo di 11 miliardi di euro ogni anno, quindi dobbiamo dare all'imprenditore turistico gli stessi strumenti che ha un imprenditore nei altri settori.